Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova edizione Castelli Aperti. La nostra prima collaborazione, sono il presidente dell'International Committee Romeo and Juliet in Friuli, questo comitato internazionale di Giulietta e Romeo in Friuli. Invito a venire qui il nostro sindaco di Rivignano Teoro, l'avvocato Mario Anzil, e l'assessore comunale Massimo Tonizzo. Intanto prego di accomodarsi vicino a me il dottore Albino Comelli. Il primo intervento farà una presentazione storica del perché di questa prima collaborazione che abbiamo con Castelli Aperti 2022 FVG. Invito anche il segretario del nostro comitato, il dottor Grasselli, a mia sinistra. Tanto vi ringraziamo. Il maltempo in questi giorni ci preoccupava e invece vedo tante persone, tante famiglie di varia età anagrafica. Questo ci fa molto piacere, che arrivano anche da fuori provincia. Prego sindaco, vieni vicino a noi per un saluto istituzionale, perché poi entriamo subito nel merito per non far attendere i nostri visitatori. Prego sindaco, un indirizzo di saluto a lei e all'assessore Massimo Tonizzo che ci ha raggiunto, prego. Sì, buongiorno, e con me c'è anche Sandro Zoccolan, che è il presidente della Proloco Cuore dello Stella di Aris, che coadiuva il comune nell'organizzazione di questa giornata, che è un esperimento che il comune fa, e voi siete parte di questo esperimento. Noi da poco tempo siamo diventati proprietari di questo compendio di Villa Otelio Savorgnan, che negli ultimi 30 anni era di proprietà della regione, in vero un po' in declino questo compendio, e che però per 2000 anni è stata cuore della storia di questo territorio fin da epoca romana, ma Massimo prima vi ha già spiegato, e che ora noi come comune cerchiamo di recuperare. E nel mentre pochi giorni fa sono partiti dei lavori per il recupero della villa, cerchiamo di capire come puoi utilizzare queste strutture, quindi vi ringraziamo per averci dato una mano in questa elaborazione, diciamo, di progetti futuri. Qui appunto ci sono 2000 anni di storia, ci sono tante storie dentro la storia. Nel 1182 una notte ha dormito anche Riccardo Cuor di Leone in questo castello, era naufragato vicino a Legnano e cercava di risalire per ritornare nella sua patria in Inghilterra, e poi è stato catturato dagli austriaci, insomma questa storia si sa. E qui nel 1511 si è vissuta la vera storia di Giulietta e di Romeo. Lucina Savorgnan viveva in questa villa e suo cugino Luigi da Porto, che ha scritto la novella, che ha ambientato a Verona per evitare di generare uno scandalo a suo tempo, e questa è la storia che vi racconterà oggi qui il comitato. Io ringrazio tutti quanti hanno contribuito all'organizzazione di questa giornata. Abbiamo citato, e poi cedo la parola a Sandro Zoccolan della Proloco, ma ci sono anche i ragazzi di un comitato spontaneo che è nato proprio qui. Si chiama Comitato Villa Otelio Savorgnan. Alcuni ragazzi si sono innamorati di questo luogo, hanno iniziato a candidarlo come luogo del cuore del FAI, e tuttora credo si possa in questi giorni votarlo, e quindi siamo in campagna elettorale, e quindi mi consentirete questo appello per il voto per il FAI di Villa Otelio Savorgnan come luogo del cuore. E si sono innamorati di questo luogo, si sono uniti in un comitato spontaneo e danno una mano nell'organizzazione di tutti questi eventi, anzi sono determinanti, perché senza di loro non riusciremmo probabilmente a programmarli e a realizzarli. Ecco, questo è un luogo che ogni tanto si riempie di persone come oggi, e ogni tanto si svuota e resta solitario. Provate a tornare una giornata, adesso d'autunno con la nebbia è l'ideale, a camminare da soli nel parco che c'è qua dietro ed è immenso, o lungo le rive del fiume Stella, e forse lì tra i boschi, che sono boschi alluvionali ricchi di piante carnivore, di sabbie mobili, che sono impenetrabili all'uomo, camminando attraverso questi boschi forse rivedrete nelle ombre, nell'acqua che appunto specchia gli alberi,
alcune di queste storie che oggi, grazie al comitato, potrete ascoltare. Buon divertimento e benvenuti qui ad Ares di Emiliano Pirri. Sandra Zocolano, Presidente. Faccio solo i ringraziamenti a tutti quelli che hanno partecipato, che stanno partecipando in questo momento, agli amici di Cividale, al comitato, anche al sindaco che è presente e a tutta la giunta del comune di Rivignano, Teoro. Niente, speriamo di avere un bel successo e di continuare gli anni prossimi. Grazie Zocolano della Proloco. E Massimo Tonizio, un duplice assessore, vieni un attimo qui, che tu ti stai facendo il cosiddetto mazzo, no? Perché oltre all'assessore gli fanno fare anche, scusate la battuta, ma è vera, anche la guida, no? E quindi sappiamo la passione, la competenza, e quindi un indirizzo breve di saluto anche a te. Mi hanno ascoltato per quasi un'ora, quindi non voglio assolutamente tediarli. Erano loro, purtroppo le mie cavie, sì. Allora, no, ma a parte gli scherzi. No, hai detto bene, no? Mi fanno fare il sindaco, è colpa del sindaco, mi fa fare la cavia, quindi da assessore mi fa fare anche la guida. In realtà, da amministratore, fare la guida di un luogo magico e fantastico come questo è un onore, non è sicuramente né una cavia e né un dispiacere. Avete visto che lo faccio con passione, perché credo in quello che stiamo facendo. Qui vedo Albino che è l'inizio, no, di questa avventura, quando ha scritto il libro, ed è stato lui che ha svelato poi nel nostro Friuli Venezia Giulia la vera storia di Lucina e Luigi, e quindi spetta a noi amministratori locali farci carico di questo lavoro e quindi divulgare al mondo che il nostro Friuli è stato il protagonista di questa storia, e quindi qui si sono svolti in quell'anno le vere vicende di Giulietta Romeo. Quindi vi lascio adesso all'autorevole presenza del comitato Giulietta Romeo qui in Friuli, e quindi buon ascolto. Loro saranno molto più minuziosi nel racconto di dettagli e quant'altro, che io nel mio percorso iniziale non entro nei dettagli così con precisione. Grazie. Grazie Assessore. Allora iniziamo subito col dottor Albino Comelli, che prego di accomodarsi qui. Due notizie due comunicazioni. La prima è che questo International Committee Romeo and Juliet in Friuli ha una dicitura in inglese, proprio perché vogliamo esportare, come già stiamo facendo in questo anno e mezzo che ci siamo costituito, queste nostre iniziative culturali e scientifiche, che si coniugano anche con il turismo, all'estero. Proprio in questi giorni siamo stati invitati a Bruxelles, e quindi questa notizia in anteprima la diciamo per la prima volta qui. Oltre che sulle pagine dei social network Instagram e Facebook ci sono anche alcune delle pubblicazioni che ha scritto il dottor Albino Comelli, che sono reperibili a dei prezzi speciali solo per questa serata lì in quell'altro gazebo. Alla mia sinistra invece abbiamo il dottor Gregorio Grasselli, che parlerà subito dopo il dottor Albino Comelli, dove ci parlerà della famosa tra noi addetti ai lavori, ma che verrà divulgata anche qui in questa sera in forma quasi teatrale, sulla battaglia di Manzano, dove fu ferito, poi rimase invalido Luigi da Porto, colui che avrebbe dovuto sposare Lucina Savorgnan, nonché la Giulietta e Romeo di Luigi da Porto, perché già si chiamavano così. Io lascio la parola a questo punto, non perdere tempo, ad Albino Comelli, che ci introduce alla vera storia di Lucina Savorgnan, che ha soggiornato qui dove viveva la mamma, e Luigi da Porto. Grazie. Grazie a te Presidente Ugo Falcone, grazie al signor Sindaco che se ne va assieme a Zoncolan, però che onoro, perché avete un Sindaco che mi sembra abbia avuto apprezzamenti dal popolo così bulgari che tutto il mondo ne ha parlato, quindi non ha bisogno dei miei complimenti. Poi dico Massimo Tonizio, dove si è cacciato? Massimo Tonizio che mi ha presentato, devo dire grazie anche a lui, perché è da decenni che stiamo lavorando per questa storia vera di Giulietta Romeo. Nel frattempo io ho lavorato in questi giorni e ho fatto degli appunti di una pagina che metto a disposizione anche del dottor Grasselli e del Presidente,
che si chiamano Appunti sulla storia della famiglia Savorgnan ad Aris, appunti che ho ricavato facendo un mazzo proprio anch'io sulle biblioteche proprio al castello di Ioannis di Aiello, dal marchese Doimo Frangipane, per poter ricavare da alcuni dei manoscritti che parlano anche della storia di Aris, di cui poi accennerò, perché è importante sapere che noi qui siamo riuniti non per raccontare le balle di cui alla televisione ce ne propina un'infinità nel nome di miti o di bellezze, ci vuole anche, oppure quelle di Verona. Siamo qui per raccontare, per vivere, per far valere. Io sono da 20 anni che vi sto svenando finanze, tasche, impegno, passione e amore per questo Friuli e per questa storia che dovrebbe lanciarlo come immagine in tutto il mondo, perché la storia di Verona è una storia raccontata, sia pure raccontata da Shakespeare, che non è l'ultimo arrivato, però qui si racconta, qui in questo punto di Aris, ma il cuore di tutto, come dirò dopo, è Udine, con un percorso di cui Aris è una specie di tappa. Dicevo che noi qui stiamo raccontando la storia vera di Giulietta Romeo. Pensate, questa grande storia che fa vivere una città intera come Verona sulla base di una piacevole, meravigliosa balla, perché io l'ho detto a questi signori di Verona: oh, avete impiantato su una casa una balconata, insomma, in fretta e furia avete capito che il momento era buono, e adesso Verona, tra l'Arena e la storia di Giulietta Romeo, Verona non ha bisogno di alzarsi al mattino a lavorare come i bravi friulani, già vive di questo. Noi qua che raccontiamo la storia vera non siamo ancora creduti dagli stessi friulani, però adesso le cose sono migliorate quando, dopo aver scritto libri, aver fatto iniziative, dopo aver preso contatto, come sa anche Valentino che era giù in fondo, come contatto con il club Giulietta di Verona, e siamo andati lì umilmente come agnellini, furbeschi. Ho fatto un po' il napoletano, scusami, dicendo: ragazzi, noi friulani non abbiamo mai fottuto, imbrogliato nessuno, siamo povera gente abituata a lavorare, però vorremmo avere con voi un accordo, voi siete i signori della storia di Giulietta Romeo, voi siete i shakespeariani, noi abbiamo la storia vera, sì, vorremmo dividerla con voi, a voi il mito di Shakespeare, a noi la nostra povera storia vera avvenuta. E questo presidente del club, potentissimo club Giulietta di Verona, mi ha detto: ma certo, e inconsciamente, diciamo anche un po' ingenuamente, ha firmato una bella carta che avevo io, pergameno in tasca lì, da buon friulano napoletano, e gliel'ho fatta firmare, e da quella volta Verona ha riconosciuto che la vera storia è in Friuli. Sapete che questo è stato un colpo, vero Valentino? Straordinario, perché da quella volta anche il sindaco di Verona, che era allora Flavio Tosi, è venuto a Udine dal presidente della provincia Fontanini, e lì è cominciato questo allacciamento di rapporti e ci siamo sdoganati. Poi io sono andato a Vicenza, Verona, Padova, dappertutto, non c'è televisione, radio in cui non abbiamo parlato di questa storia, per cui è conosciuto. E quando mia moglie, che era giù, che guarda dall'altra parte, mia moglie cosa fa? Mia moglie mi dice: Albino, sono andato 2 o 3 anni fa, e quella lì che mi si sbraccia, che mia moglie che mi sopporta quasi quanto io sopporto lei, dico, di raccontarla tutta intera, io non vorrei fare nel femminista, ma anche il femminista. Allora mia moglie mi dice: sono andato dalla parrucchiera 3-4 anni fa, e dice: sa Anita, dice a questa graziosa barbiera, la storia vera, lo sa che la storia vera di Giulietta e Romeo è nata in Friuli, che vi dirò adesso, e questa parrucchiera ha detto: signora, sappiamo tutto, quando una cosa, una storia, caro Loris Locchiati che saluta assieme a Paola, una storia arriva dalla parrucchiera, vuol dire che ha fatto il circuito completo, e se per caso non fosse completo lo finisce lei, la parrucchiera, capito? Quindi questo lavoro che mi ha
veramente mi prendo di aver fatto e di cui sono onorato, che mi è costato, che oggi è qui alla vostra presenza. Nel 1511 dunque la vera storia è avvenuta così, al Palazzo Savorgnan di Udine, in piazza Venerio, dove fra pochi giorni, mi dicono che da pochi giorni sempre si farà questa iniziativa, questo allestimento di pannelli storici che dovrebbero fare di questa piazza una specie di riconoscimento anche dal punto di vista turistico molto importante, dove è nato il cuore di tutta la storia Giulietta Romeo, di cui Aris è un appendice, scusatemi, del percorso importante, ma non la più importante, che Udine, dove nel 1511, 26 febbraio, due ragazzi, che erano tutti e due nobili, perché se uno non è nobile non è perché passa la storia facilmente, infatti voi vi siete sposati, nessuno ha parlato, no? E cosa fanno? Si incontrano al ballo mascherato lì in piazza, lei in piazza Veneri, allora era piazza Savorgnan, e lei balla graziosissimamente alla 14enne o 15enne, come dice il mio 18, amico. 17-18 anni. Quello non l'ho escluso completamente, è l'unico contrasto che ho con il nostro valente, dico lui, anche perché io mi affido, se permette, a due storici che insomma la sanno più di me di te e che si chiamano, uno Cecil Clough, che la storia vera è stata portata da questo inglese che è mio padre storico nella studio e che morendo qualche anno fa, lui di Liverpool, lui storico inglese, dedito, il più grande storico del Rinascimento veneto in Italia, morendo mi ha lasciato l'eredità e l'impegno a continuare sulle sue tracce. Una delle tracce era questo, che Lucina Savorgnan, e lo dice anche ella, ero 14enne, va bene, sarà stata anche 16enne, 17enne, però per allora 16-17 anni non era un'età, non era l'adolescenza e l'entrata nella società. Tanto sta che questa ragazza, Lucina Savorgnan, ha ballato, cantato, suonato, sto dicendolo, con tanta grazia e bellezza, era una donna bellissima, una ragazza bellissima, che un capitano dei cavalleggeri veneto, però di madre friulana, anche lui Savorgnan, venuto da Venezia e che era di stanza a Cividale, si è innamorato di lei, fulmine, a strafulmine è avvenuto, e così lì è nata la storia che poi lui ha riportato nella storia che lui ha messo a Verona, eccetera. Non vi sto a fare valere tutte le cose che ci sono nella novella Giulietta Romeo che ha scritto lui, Luigi da Porto, il protagonista maschio, cioè il Romeo. Perché l'ha scritta? L'ha scritta perché di questo amore purtroppo non è rimasto nella realtà, quasi nulla, se non un sogno, un desiderio, una speranza che però è finita in un libro, guarda caso, un libro che è diventato, grazie a Shakespeare, dopo il prototipo di tutti gli amori, il più grande amore moderno, che lui ha vissuto, Luigi da Porto, che però non ha vissuto, ma non ha realizzato, perché lì a Manzano, pochi mesi dopo, in una battaglia molto cruenta contro gli imperiali, lui è stato ferito così gravemente che di un ragazzo di 26 anni era diventato uno strazio mortale, morente, che si è salvato per miracolo, e lo ha tenuto forse in vita il desiderio di dire mentre stava morendo questo Luigi da Porto, Romeo, ricordatevi, alla sua Lucina, ha capito che in quel momento morivano tutte le sue ambizioni, era un grande cavaliere, un grande rinascimentale, un uomo che aveva cultura, conoscenza, stile, grazia, non per niente Lucina se n'è innamorata, però lui ha capito che in quel momento moriva tutto di ciò che erano le sue passioni e le sue speranze, e che morendo quelle moriva soprattutto l'amore suo per Lucina, la quale infatti pochi anni dopo dovette subire un altro matrimonio che non era quello che aveva sognato, con un altro cugino, Francesco Savorgnan, come dirà poi il nostro Grigoldo. E dunque alla storia è passato non l'immagine di un amore vissuto, ma l'immagine di un amore purtroppo morto,
morto dalle avversità della vita. Però noi sappiamo che ci vuole un po' di avversità, un po' di morte per rendere l'amore grande e immenso. Infatti proprio in quei giorni in cui il loro amore lì a Udine stava sbocciando e continuò per alcuni mesi, ripeto, da febbraio fino al 20 giugno, quando lui ebbe la ferita grave, in quel periodo sicuramente loro hanno vissuto immensamente bene e ci fu un matrimonio tra di loro, come riconosce anche Cecil Craft e riconosco anch'io e anche Barbagallo che ha fatto degli studi su questo. E allora noi oggi onoriamo la storia di un amore che è nato in un momento tragico. Ricordatevi che in quelle ore, pensi signora, che in quelle ore in cui due ragazzi si danno all'amore, sognano l'amore, poche ore dopo a Udine e nei dintorni, in tutto il Friuli, scoppia la Zobbia Grassa, cioè la più distruttiva rivoluzione e protesta che ci sia venuta in Friuli. 28-30 castelli, che vuol dire borghi, che erano il meglio, la bellezza del Friuli storico, non ci sono più stati, sono stati bruciati grazie purtroppo per colpa di una rivoluzione che aveva gli elementi buoni per essere fatta, perché i contadini non se la passavano bene. Fatto sta che il Friuli passò dall'amore, dal miele, dalle frecce di Cupido, tutte unte di miele della storia di Giulietta e Romeo tra Luchino e Luigi, passò da questo miele al veleno delle frecce, del fuoco e della morte, della Zobbia Grassa. Ed è caratteristico questo. Io penso che un giorno un regista che voglia fare amore e morte, come è stato descritto anche dal grande storico nostro Gianfranco Elvero, Amore e morte, come è stato scritto anche da Cecil Craft, ecco, qui trova l'humus incredibile. Poi sappiamo che in Europa, come a Münster, durante lo strappo della riforma ci fu altre grandi rivoluzioni contadine, ma la prima, il prototipo avvenne in Friuli. Di quel Friuli lì bruciato non avrebbe più nulla, i contadini hanno avuto poche briciole come al solito, infatti in Friuli hanno capito che in fondo le rivoluzioni insomma non giovano molto a chi le fa, forse è meglio non farle perché poi si torna a casa che non si ha nella casa propria, nei propri diritti. Detto questo, dunque noi oggi siamo nelle condizioni di poter dire che questa storia di Giulietta e Romeo, nata in Friuli, vissuta in Friuli, ha avuto il consenso, ha avuto gli studi, ha avuto le ricerche, ha avuto la consacrazione, diciamo, ormai quasi mondiali, tant'è vero che ci apprestiamo non solo ad andare a Bruxelles, no? Ma anche a Parigi siamo stati invitati sempre dalle associazioni italo-francesi per andare a parlare di questa storia che ormai ha varcato le Alpi, e questo mi fa un grande orgoglio. Io sono, che cosa? Un friulano che adoro il Friuli, sempre di più che vado avanti, perché è la terra di mio padre e di mia madre. Sono nato a Parigi, però i miei mi hanno insegnato che la nostalgia della propria terra non è facilmente superabile. E poi voglio dire che abbiamo adesso preso contatti, fra poco, con il teatro di Londra di Shakespeare, il Globe, dove Shakespeare per primo ha messo in scena questa meravigliosa storia di Giulietta e Romeo, che lui ha capito che era di grande effetto, e penso che la Presidente, la Michelle Terry, verrà all'inaugurazione a Udine. Quando noi inauguriamo a Udine questo centro, in piazza Venerio, questo monumento alla vera storia friulana, a quel punto anche, caro Sandro, anche Aris, anche Osopo, anche Cividale, anche Gradisca, in tutti questi posti io sono riuscito a far mettere delle targhe, però non è niente in confronto a ciò che vorrei. Vorrei un giro turistico, un giro di attenzioni, di studi, di ricerche, un giro di passione, perché questa è la storia che, diciamo, può essere anche messa nel mondo come un messaggio positivo per i ragazzi. Io sono arrivato a dire con molta sincerità, come faccio sempre, a Verona, dico: guardate Verona, sì, voi questa storia che avete impiantato, diciamo, sul nome di Shakespeare, che però
è una meravigliosa balla, molto furbesca. Dico, io vedo che da quando vengono qui questi ragazzi e guardano la balconata di Giulietta e magari si accarezzano e si avvicinano ad accarezzare, diciamo pure le tette, perché non so come dire, il seno della Giulietta, sperando che porti fortuna il loro destino amoroso, io ho detto loro, da quella volta qua vedo che la gente non fa altro che separarsi, vuol dire che non porta fortuna a Verona. Allora sapete perché? Perché una balla non porta d'amore, non porta fortuna. Venite a Udine e accarezzerete, non so, le statue, la storia vera di Giulietta e Romeo, e forse quella vi consiglia una maggiore serietà quando promettete la parola promessa d'amore. Ecco, detto questo, che abbiamo finito, io dico grazie a Udine. La cosa di svolta è avvenuta, e finisco, quando un certo uomo chiamato Pietro Condanini, diventato sindaco, al quale sono stato vicino più che ho potuto quando ero ancora presidente della provincia, quest'uomo un giorno, entrando in consiglio comunale a Udine per presentare il suo programma, cominciò con queste parole: Udine diventerà la città di Giulietta e Romeo, perché i protagonisti di questa storia sono due giovani della nobiltà del casato Savognano del Friuli. Ecco, ho capito che quest'uomo, che mi sembra un uomo che da buon friulano quello che dice lo fa, lo stia facendo oggi. Ecco, allora io direi che il riverbero di questa attività a Udine sarà anche qua. Il mio sogno è, da buon friulano che è nato all'estero come migrante, come lavoratore, devo dire che il mio sogno è che un po' meno dei friulani debbano andare in giro per il mondo e stare qui godendo dei vantaggi turistici e lavorativi che dà una grande storia d'amore come questa, perché se a Verona arrivano 3 milioni, signora, 3 milioni all'anno, per quello che dico, i veronesi, mica stupidi, stanno nel divano a godere, oppure nel bar. Dico, noi qui potremo avere un pezzo di questa torta meravigliosa e far sì che un po' di lavoro, un po' di turismo venga, e anche un po' di orgoglio, sì, l'orgoglio di dire questa storia è friulana e non è solo questa, ne abbiamo anche altre. Ecco, io voglio ricordare anche che assieme a questa storia c'è anche la storia del cavallino rampante, finisco, lo zio di Lucina, che è Girolamo Savognan, finisco, Girolamo Savognan, il padre era Giacomo, bene, Girolamo a Osopo ha salvato il Friuli dall'attacco del re Sigismondo, degli imperiali in Friuli, resistendo per quasi 2 mesi all'assedio degli imperiali venuti anche dalla Croazia, anche i frangipani. Ebbene, gli ultimi giorni è avvenuta, signora, una cosa originale e simpatica, che questo uomo resisteva ma non aveva più acqua, e cosa ha fatto? Allora ha detto, l'acqua è la cosa più importante per gli assediati, per dare l'acqua ai soldati che si difendevano, ha dovuto dare ai cavalli, che erano pure importanti, a dare del vino. E i signori cavalli, prendendo il vino di Savognan dalla vicino Pinzano, hanno anche ringraziato, sembra. Ha detto che saltellavano, ebri e rampanti, e in onore di questo fatto Osopo fu salva, i cavalli erano ubriachi ma salvi anche loro, il popolo era salvo, Venezia ha ringraziato il Friuli e Girolamo Savognan, zio di Lucina, per questa salvezza, e in onore suo il Friuli, Udine, lo stemma di Udine, che è anche quello dell'Udinese in parte, è proprio quello di un cavallo rampante che vedete in tutti i palazzi più importanti di Udine. Anche io ho contattato anche Maranello, la Ferrari, insomma, per qualche po' fa, e gli ho detto, sentite, perché bisogna correre anche sui cavalli vincenti, non si può, come sono andato a Verona, e lì hanno detto, ma sai, è stato Francesco Baracca, no? Prima di Baracca c'è stato Savognan, per 5 secoli e ancora il Friuli al cavallino rampante, ed era il momento, come ho parlato oggi con Montoneri, assessore alla cultura di Pasian di Prato, e dico che noi
faremo un accordo, un gemellaggio con Maranello, con la Ferrari, nel nome del cavallino rampante, perché anche il cavallino rampante è una roba nostra e prima o poi sarà nostra. Io voglio dire che saluto veramente, che il mio libro, Pazian di Prato, come altri libri, come altri comuni, soprattutto questo vostro di Aris, di Rivignano Teor, il già elogiato presente qui Massimo Tonizzo, ogni matrimonio civile fatto sulle sponde dello Stella, posto romantico, dove no, ancora andare a Verona per innamorarsi, veramente un posto bellissimo, anche se non c'è la nebbia per lì, forse il sindaco ha pagato anche la nebbia, ma non sempre purtroppo viene. Allora, diciamo che a ogni matrimonio Massimo Tonizzo mi ha detto, io presentavo al vino il tuo libro e raccontavo la storia di Giulietta Romeo. Allora abbiamo fatto anche questo. Io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio nuovamente tutti e dico che ho preparato anche questi appunti che ho fatto sulla storia di Savorgnan ad Aris. In poche parole, dalla sintetizzo, devo dirlo, tutta la storia di Savorgnan ad Aris è avvenuta nel 1339, quando il famoso patriarca friulano Bertrando, grande patriarca, grandissimo uomo, morto a 90 anni a cavallo combattendo contro i soliti feudatari e contrari, e bene, questo patriarca concede il feudo che era suo, dei patriarchi, concede a Ettore Savorgnan, 1339, viene riconfermato dal patriarca per Marquardo. Questa e perché vi dico questo? Perché questo anche ci tenevo a dirlo, perché se qui noi abbiamo la possibilità, la probabilità di dire che la vera Giulietta, cioè Lucina, ha abitato, non è nata, non è sicuro che sia nata qui, è possibile. Qua mi ha insegnato Cecil Kraft a dire probabilmente, sperabilmente, non sicurezza. Poche volte qui abbiamo esagerato nel raccontare un po' come Verona, qualcosa di troppo. Bene, questo era un feudo in cui non si entrava, nessuno entrava, e questo era fondamentale per mettersi delle donne, perché i guerrieri si arrangiavano per conto loro, come Osopo, però era fondamentale che ci fosse una garanzia, una sicurezza per le loro abitanti femmine. E qui era così sicuro che questo feudo, che ci furono messi dagli imperiali dei premi per chi entrava qui, nessuno è mai entrato nemico qua. Non solo, ma lo stesso Sigismondo, imperatore di Ungheria dell'Europa, quando venne qui e con 10.000 uomini, assediò questo feudo di Aris, dopo 2 mesi se ne dovette tornare a casa perché non si riusciva a entrare. Ma perché questo? Perché questo era fatto apposta su misura di uomini guerrieri che non facevano finta di combattere e sulla sicurezza delle loro donne. Ecco, e questo è avvenuto nel 1413. Poi finisco, ma veramente finisco, perché voi non ci crederete, ma veramente devo finire. Poi ci sono state anche altre prove sull'esistenza dei testamenti di Pagano Savorgnan, eccetera, per la chiesa di San Giacomo di Aris. Poi, insomma, e poi finalmente è avvenuto che nel 1500 e nel 1496 il padre di Lucina, ricordate Giulietta, è partito, era un condottiero, è partito al Sodo di Venezia e guidando le truppe di Venezia alla conquista di Pisa, perché una volta giravano così le città marinare, prima di partire volevo dirvi questo perché questo è un punto fondamentale che attesta che qui Lucina forse è nata, sicuramente è stata, a noi tanto basta questo perché dichiararlo luogo sacro all'amore e alla storia di Giulietta Romeo. E questo Giacomo Savorgnan dice a sua moglie, che era Maria Grifoni, dice alla madre di Lucina, dice: stai tranquilla, ho avuto garanzie da Venezia che la nostra vita sarà protetta, sarà garantita, restaurata e tenuta bene. Questo non poteva dirlo se non per dire
cara Maria, tu e tua figlia, di cui lei era incinta in quel momento, nata nel 96, naturalmente poi Gregorio vi dirà che è nata prima o dopo, però è probabile, secondo Cecilia, che insomma comunque in ogni caso è nata questa vicina, grazie a Dio, ed è andata avanti, e anche voi siete qui, belli nati, cresciuti. Vi auguro ogni bene in questa bella serata dolce. Ecco, tutto vero, perché il dottor Comelli è... la parola Tutto vero perché il dottor Comelli è modesto e simpatico, ma ci ha messo 2 anni a far firmare quel patto che abbiamo sottoscritto a Verona. 2 anni quando c'erano 20 contendenti, città nel mondo, inclusa una indiana, che avevano attestato di aver dato lo spunto a Shakespeare. Quindi tutte le ricerche che ha fatto il professor Comelli e ha dedicato una vita veramente hanno una profondità, un'accuratezza. C'è qualche pennellata di marketing, ma impariamo anche noi. Sì, grazie. Grazie dottor Comelli, vicepresidente del nostro comitato internazionale. Hai parlato nell'ultimo tratto di battaglie medievali, battaglie che introducono il Rinascimento italiano, ed è proprio nel secolo XVI che si svolge nel 1511 una battaglia di Manzano. Mi dicono una pausa di qualche minuto per lasciare spazio ai suoni, no? Perfetto, così. No, ma infatti avevamo terminato, abbiamo sforato di 5 minuti, lasciamo giustamente qualche minuto anche ai suoni che ci fanno ritornare indietro nel tempo, e ci prepariamo appunto alla battaglia di Manzano. Grazie, a tra qualche minuto. Prego. Grazie ancora, un applauso a questa cornice musicale che ci tuffa, ci fa tornare indietro nel passato, ed è veramente un bel preambolo per presentare il dottor Gregorio Grasselli, il nostro segretario, il nostro comitato internazionale. E quindi Gregorio Grasselli sta approfondendo con le sue ricerche una parte di questa storia che coinvolge il nostro Friuli del XVI secolo, in particolar modo proprio nella prima metà del secolo XVI, appunto dal 1511 fino agli anni successivi, e adesso ci parlerà di questa battaglia particolare tra imperiali e veneziani nella zona tra Manzano e San Giovanni a Natisone. Prego Gregorio Grasselli. Grazie. Venite tutti dal Friuli? Sì? No? Anche no? Grande. Scusate, devo farvi una domanda per capire se devo saltare un pezzo. Allora, mi rispondete girando la testa. Chi risponde Shakespeare, guarda di là. Chi risponde Luigi da Porto, guarda il muro. La domanda è questa. Avete sentito parlare di Lucina Savonian, ma chi ha inventato alla fine Giulietta e Romeo chiamandoli Giulietta e Romeo? Shakespeare o da Porto? Girate la testa. Ok. Non siete tutti uniformi, quindi vi spiego, alcuni questa cosa sarà molto interessante. Allora, Shakespeare non inventava le sue storie, non aveva tempo, doveva continuamente produrre copioni per la sua compagnia teatrale, e così prendeva storie già esistenti. Romeo and Juliet l'ha preso da Romeus and Juliet di Arthur Brooke, che era stato stampato 3 anni prima che Shakespeare nascesse. Quindi quando è nato Shakespeare, già da 3 anni a Londra parlavano di Romeo e Giulietta. Ma anche Arthur Brooke l'ha preso da Romeo e Juliette in francese, una novella che l'ha preso da una novella italiana di Matteo Bandello, che l'ha preso da Luigi da Porto. Oggi sarebbero tutti in tribunale, non c'è dubbio. Però quella volta, scherzi, plagio, è una storia bellissima, la riscrivo, poi non serve che scrivo chi è l'autore originale, i miei amici lo conoscono. E così sono praticamente riscritture tali e quali. Voi cosa vi ricordate di Giulietta e Romeo, della storia? Vi dico cosa c'è in Giulietta e Romeo di Luigi da Porto. Montecchi, Capuletti, Verona, la festa di Maschera dove si innamorano, le visite alla finestra, poi Romeo uccide Tebaldo, il cugino di Giulietta, va in esilio a Mantova, lei cercano di farla sposare un altro, nel frattempo si erano sposati da Fra Lorenzo,
Poi lei va da Fra Lorenzo, si fa dare la pozione che la farà sembrare morta, la beve, funerale di Giulietta. Romeo crede che sia morta veramente, torna a Verona, apre la tomba, entra dentro e beve il veleno. E poi Giulietta si sveglia e i due si parlano. Shakespeare no, perché si spiegano tutto, mettere uno spiegone alla fine dello spettacolo rallentava tutto. Allora no, Shakespeare fa morire Romeo prima che Giulietta si svegli. Invece da Porto li fa parlare e poi Romeo lentamente muore avvelenato tra le braccia di Giulietta e Giulietta muore di crepacuore. Il pugnale a teatro non puoi far morire uno di crepacuore, non si capisce se è svenuto o morto. Allora Shakespeare ha messo il pugnale. Invece da Porto crepacuore. E poi le famiglie fanno la pace. Questo è Giulietta e Romeo di Luigi da Porto. E ci sono delle copie per voi. Potete portarlo via e leggerlo per verificare quello che vi ho detto. Non preoccupatevi, ho fatto un sondaggio, 4 persone su 5 che hanno sentito parlare di Lucina Savonian pensano ancora che Shakespeare abbia inventato Giulietta e Romeo, perché è una cosa che è così insita nel nostro cervello che bisogna spendere questi 2 minuti per spiegarla bene. Anche a Vicenza c'è la casa di Luigi da Porto, la targa, qui ha vissuto Luigi da Porto, autore di Giulietta e Romeo. Vedete la gente sotto che dice, ma autore di Giulietta e Romeo in che senso? Ecco, allora da Porto, da Vicenza, cosa è venuto a fare qua in Friuli? Avete presente il Rinascimento? C'erano questi capi militari che erano anche letterati e scrivevano, possedevano biblioteche. Ecco, Luigi da Porto era esattamente questo. Scoppia la guerra, lui si arruola nell'esercito veneziano e lo mandano qua in Friuli. Non ha ancora scritto Giulietta e Romeo. Che tipo è? Ha 24 anni e quando lo mandano qua in Friuli ci rimane malissimo, perché sì, lui voleva fare le grandi battaglie in Veneto, in Lombardia, e qua in Friuli non succede niente. Sì, è ambizioso e poi si fa male spesso. Gli amici gli scrivono proprio: Luigi, tu non riesci a stare sano, ti fai sempre male. Una volta è a letto col braccio ferito, un'altra cavalca per la città, rovescia a terra con tutto il cavallo e rischia di restarci secco. Chissà cosa stava cercando di fare. È uno che si butta senza pensare. E poi ha questo ideale cavalleresco, un po' fuori dal tempo. Siamo nel 500, è l'età di Machiavelli. Lui invece è ancora nel Medioevo, con i cavalieri, senza macchia. E infatti poi nelle sue memorie, lui scrive le memorie della guerra, se la racconta un po', abbellisce, fa tutto un po' più cavalleresco, più eroico. Poi per fortuna ci sono altri resoconti che ci fanno fare la tara, dicono Luigi non era proprio così. Infatti la battaglia di Manzano per tanti anni l'abbiamo conosciuta grazie al racconto di Luigi, e poi sono saltati fuori altri resoconti, quindi mi ho detto ok, togliamo questo è esagerato, sì caro Luigi, non comandavi 200 uomini, erano 50, ecco, e cose del genere. Infatti può essere che abbiate sentito il racconto della battaglia un po' più impreciso. Questa è proprio l'ultima versione che vi racconto. Allora, la battaglia. C'è la guerra da 2 anni. In quel momento lì, giugno 1511. E cosa vuol dire? Luigi lo racconta, in Giulietta e Romeo. Introduzione, lui dice, ero a Gradisca, distanza Gradisca, vengo a Udine una volta a cavallo e il mio arciere mi racconta la storia di Giulietta e Romeo. Cosa vuol dire che c'è la guerra da 2 anni? Lo scrive anche quello. La campagna era tutta arsa, distrutta, desolata dalla guerra, perché non c'è un confine, non ci sono posti di blocco, trincee, no, qui ogni esercito è libero di andare nel territorio dell'altro e distruggere villaggi e prendere tutto quello che riesce. È anche una strategia, perché togli risorse al nemico. E allora, se eravate contadini di Manzano in quel mese lì, giugno 1511, intanto è arrivata appena adesso la peste, che quest'estate 1511 solo a Udine ucciderà 10.000 persone. Poi 3 mesi fa c'è stato il terremoto più forte da 3 secoli a questa parte, che ha distrutto il castello di Udine. Anche lì morte migliaia di persone in tutto il Friuli e la terra trema ancora adesso. Il mese prima c'è stata la rivolta contadina più grande del Rinascimento italiano, la Torre Grassa, soffocata nel sangue. Un bell'annetto, E poi c'è sta guerra da 2 anni, che vuol dire che 2 anni fa sono arrivati i tedeschi a casa vostra,
il vostro paese, vi hanno portato via tutto, animali, scorte alimentari, soldi, e se eravate un po' più benestanti vi hanno portato via anche un familiare, e voi avete dovuto fare sui soldi per andare alla fortezza di Cormons tedesca e pagare il riscatto e riportarvelo indietro. E resistere, sì, dopodiché cercate di recuperare, chiedete un prestito, comprate un animale, delle sementi, e l'anno dopo i tedeschi passano di nuovo. E se resistete non serve a niente, i tedeschi non si fanno scrupoli, hanno un comandante, Christoph Burgstaller, che è il cattivo perfetto. Lui a San Giovanni al Natisone cercano di resistere una volta, lui non fa prigionieri. I cittadini alcuni si rifugiano nel campanile e lui gli fa dare fuoco. Un prete crede di essere al sicuro sul portone della chiesa, lo ammazzano con 100 pugnalate. E così sono 2 anni che va avanti questa storia, oltre alla peste e tutto il resto, e una mattina vi svegliate a giugno e vi dicono che ci sono i tedeschi a 3 km dalla casa vostra. Però non sono qui per voi. Hanno appena saccheggiato Terenzano e San Mardenchia e ora stanno guardando la Natisone per tornare a Cormons. Allora voi intanto tirate un sospiro di sollievo, poi pensate povera Terenzano, povera San Mardenchia, e poi dite ma dove sono i veneziani? Dov'è Giovanni Vitturi, il provveditore? Lui è a Gradisca, appunto è più in là di Cormons, non ha saputo niente. Oh, è uno bravo lui, Vitturi. Pensate che il provveditore di prima stava a Udine. Vitturi quando ha preso il suo posto ha detto cosa cacchio ci sto a fare a Udine, vado sul confine, no? È andato a Gradisca. E adesso è incazzato che i tedeschi gli sono passati sotto il naso. Però è bravo, lui istituisce subito della gente che vada a informarlo se i tedeschi escono di nuovo da Cormons, anche di notte. Infatti i tedeschi ci provano subito, 2 notti dopo. Riescono da Cormons, passano vicino a Manzano, e Vitturi sta già uscendo da Gradisca con 300 soldati e 300 cavalieri, tra cui c'è Luigi. E via all'inseguimento a Passo d'Uomo, perché sono soldati, cavalieri, soldati, si va a Passo d'Uomo, 3 ore di cammino da Gradisca al guardo su Natisone, e ci si ferma lì. Come ci si ferma lì? Intanto non sappiamo in che paese sono andati a saccheggiare, poi non arriveremo comunque in tempo per salvare il paese. Aspettiamo qua perché siamo sicuri che ritorneranno da questo guado per andare a Cormons. E così si fermano lì tutto il resto della notte. Luigi racconta che invece sono andati in giro a cercare i tedeschi, non è credibile. E arriva l'alba, dovrebbero arrivare i tedeschi. Vitturi manda delle vedette sul monte di Manzano, passa la mattina, Vitturi è sempre più nervoso, pensa, non saranno andati giù verso Aquileia, adesso torneranno dal guado di Tapogliano e me la fanno un'altra volta. Arriva a mezzogiorno e Vitturi dice basta, dai su in piedi, andiamo a Tapogliano, e partono veramente, fanno 2 chilometri. Quando Luigi racconta, crediamoli, si è girato, evidentemente era in retrovia, ha visto le vedette sul monte di Manzano che facevano segnale, hanno visto i tedeschi che arrivano, tornano tutti indietro i veneziani, e intanto gli eserciti ancora non si vedono, sono a 4 km di distanza. Mandano avanti le cavallerie leggere per guardarsi, prendersi le misure, e la situazione è subito chiara. I tedeschi sono la metà dei veneziani. I tedeschi, i soldati, si stanno tutti facendo il segno della croce. Burgstaller un po' meno, perché lui sa che vale di più da prigioniero che da morto. Però fanno i conti. Scontro in campo aperto, suicidio. I tedeschi. Fuga? Suicidio, i veneziani ci corrono dietro e ci ammazzano dal più lento al più veloce. L'unica è mostrare il proprio lato più forte al nemico e resistere magari fino a notte e poi col buio disperdersi. E allora Burgstaller guarda il territorio, ha i carri del bottino, fa una barricata con quelli, mette i suoi soldati in fondo a una strada dritta e larga che esiste ancora oggi, via Tonè, al limite della zona industriale. E adesso vi chiedo una cosa. Non vi faccio fare manovre, ma giratevi voi di là e voi di qua. Questi sono i tedeschi e questi sono i veneziani, va bene? E qui c'è la strada dritta, i tedeschi hanno qua davanti le barricate, ecco qua una bella sedia che fa la barricata. Perché li ha messi in fondo alla strada? Perché qua dietro c'è un canale, la Manzanizza, che gli copre le spalle e gira subito a destra, gli copre anche il fianco destro. Davanti ai carri e sul fianco sinistro, che è libero, mette i lancieri.
così i cavalli non possono caricare, non si carica mai contro le lance. Qua in mezzo ai carri mette i fucilieri, degli schioppi, sono dei fuciletti praticamente, primordiali. E così ecco, ha fatto un fortino coperto da tutti e 4 i lati. E intanto i veneziani hanno guardato e sono venuti avanti. Ora, se fosse un film di Hollywood, caricherebbero tutti insieme. Però la guerra non funziona così. E, ecco, questo è Vitturi. Questo è Vitturi che sta pensando come li attacco senza perdere troppi uomini. Beh, è un fortino, dobbiamo aprire una breccia. E penso che il punto migliore sia il muro che ha le gambe, cioè i lancieri. Quindi Vitturi manda avanti la cavalleria leggera che passa a 1 metro dai lancieri, ma Burgstaller grida fermi! E riesce a tenerli fermi in postazione. E quindi il fortino è ancora in piedi. Vabbè, niente Vitturi. Vediamo. Ok, classico, mandiamo la fanteria contro la fanteria, lance contro lance. Però ci sono i fucili qua. Sono schioppi, tirano palle lente, precise, ma neanche per idea. Però se tirano nel mucchio ammazzano qualche soldato. Allora abbiamo la cavalleria pesante. Mandiamo la cavalleria pesante, che ha le armature che resistono a queste pallottole lente, a spostare i carri, così attirano il fuoco su di loro. Luigi da Porto, quello che si fa sempre male da solo, ha l'armatura, ma lui resta qua. Vitturi è anche suo amico, gli vuole bene. Resta qua a posto di legarlo, va bene? Avanti, fanteria di qua, cavalieri di qua. Qua i tedeschi appena si vedono muovere i carri, fuoco, sparano, rimbalza ovviamente, però i cavalli si imbizzariscono e Burgstaller da dietro approfitta. Dai, fuori i cavalieri, manda i cavalieri fuori i tedeschi che caricano i cavalieri veneziani e li disperdono perché i loro cavalli sono ancora rintronati. E adesso è pericolo. Allora, lì ci sono i soldati veneziani che stanno combattendo con le lance e hanno il fianco scoperto. E qua ci sono i cavalieri tedeschi che stanno per caricare. Luigi si abbassa la visiera e scatta in avanti per coprire con i suoi uomini il fianco dei soldati. No, Luigi! Sì! Arriva giusto in tempo per assorbire la carica dei cavalieri tedeschi e finiscono tutti nel mucchio dei soldati che a questo punto mollano le lance e cominciano a combattere con le spade. Diventa tutta una grande rissa. I cavalieri veneziani di prima, che si erano dispersi, tornano sui carri. Burgstaller ordina di difendere i carri e quelli che erano rimasti dietro, anche quelli a cavallo, scendono, montano sui carri e vengono rapidamente uccisi. E anche i soldati tedeschi, che la maggior parte erano contadini armati, cominciano a morire uno dopo l'altro e i cavalieri tedeschi che sono ancora qua vedono che ormai sta andando male e cominciano a scappare. I soldati rimanenti tedeschi vedono scappare via la loro cavalleria e via, mollano tutto anche loro e scappano. E Vitturi grida: rotta! E la rotta adesso conta solo chi corre più veloce, i tedeschi o i veneziani che li inseguono. E però Vitturi non interessava vincere, lui voleva annientare questi sciacalli. E infatti prima della battaglia ha fatto mettere sui campi, da qui nel Tisone, i contadini di Manzano armati, che intercettano tutti i tedeschi che stanno scappando e li uccidono tutti ai 400 o quasi. Burgstaller viene catturato vivo. Ed è una vittoria anche dei manzanesi, tanto che quei campi lì, da lì nel Tisone, per tutto il 500 saranno chiamati Brai da Rotta, la derrotta, e rotta non è una parola friulana, gliel'ha insegnata Vitturi. E quindi bravo Vitturi, perché i veneziani hanno avuto solo 4 morti. E Luigi? Luigi si è fatto male, molto male. Mentre era qui che combatteva nella mischia, una spada gli si è infilata tra un pezzo e l'altro dell'armatura. Per fortuna non era una spada piatta, era uno stocco, quindi praticamente un grosso ago disegnato apposta per passare tra le maglie della cotta di maglia. Gli si è infilato nel collo e è andato dritto fino alla nuca. Per fortuna non ha preso nessuna arteria o vena, però gli ha appunto il midollo spinale. E succede in questo caso uno shock spinale, si gonfia tutto e non passano più segnali. Luigi rovescia giù da cavallo per terra a faccia in giù. Che fortuna! Se cadeva a faccia in su, soffocava nel suo sangue. Così, quando tutti quanti sono corsi via, Vitturi ha visto il cavallo di Luigi a sella vuota e ha gridato:
ammazzateli tutti. E poi trovano Luigi per terra, lo portano in una chiesa vicino a Santa Margherita a Manzinello, non sanno cosa fare. Che fortuna! Cioè, quante cose che se non succedevano Luigi moriva, non avevamo Giulietta Romeo. Che fortuna, c'è un medico di Udine che sta passando per caso, non ha niente con sé, anche lui non sa cosa fare, vede che Luigi è bianco in faccia per sangue perso, dice dategli un rosso d'uovo e del vino. Sì, una lesione spinale, non ti mandi giù qualcosa giù, rischia di ammazzarlo praticamente, ma tra l'altro questo tipo di lesioni causa spasmi e Luigi ha i denti serrati. Dottore, cosa facciamo con l'uovo? Apritegli i denti a forza! Fortuna che è ancora vivo Luigi dopo questa cosa. Bene, non hanno un'ambulanza, ci sono i carri dei tedeschi, caricano Luigi su un carro e lo portano a Udine. Però a Udine c'è Lucina. E chi è? Apro Giulietta Romeo a pagina 1. Alla bellissima e leggiadra Lucina Savorgnana. Cosa sappiamo di lei? Quasi niente. Si ha circa 17 anni. Il carnevale prima era una festa in maschera, sappiamo che c'era, come quella di Giulietta Romeo. Ha una sorella maggiore bellissima, che è famosa per quanto è bella, e si chiama Giulia. E i suoi non sopportano la famiglia di Luigi. E quindi Lucina avrà visto Luigi quando è arrivato bianco in faccia, contorto dagli spasmi. Noi dobbiamo ricostruire le cose come se fossero ragionevoli, fino a parola contraria, quindi no, non l'ha più vista. Anche perché le condizioni di Luigi fanno veramente paura, decidono di mandarlo a Venezia dove ci sono i dottori migliori. Dio, la letteratura del tempo prevede questo tipo di ferite e dice: se ci sono spasmi, fai un salasso, ti aprono una vena, fanno uscire sangue e vedono che lo spasmo si indebolisce. Comunque Luigi sopravvive anche a questo. E per farla breve, poi col tempo recupera un po' di mobilità. Lucina la fanno sposare un altro e poi dopo qualche anno dalle mani di Luigi salta fuori questa novella, Giulietta Romeo, che è scritta per Lucina, però la gente se la ricopia a mano, le copie cominciano a moltiplicarsi, a diffondersi, e poi un giorno Luigi muore che non ha combinato niente. Il sogno della sua vita, diventare cavaliere, è andato in fumo. La donna che amava ha sposato un altro. Anche le sue memorie della guerra non le ha finite e praticamente nessuno si ricorderà del suo nome. Però la storia che ha scritto in un momento di ispirazione, quella sarà conosciuta da tutta l'umanità. Grazie. Grazie dottor Grasselli, vi ricordo che qui potete avere a solo €1 l'estratto tradotto in italiano di Avere la storia di Giulietta Romeo. Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento domani alle 11 e alle 12 per chi eventualmente vorrà ritornare, altrimenti ci trovate sulle pagine social Instagram e Facebook come ICRAIF, International Committee Romeo and Juliet in Friuli. Grazie e buon proseguimento di serata a voi, grazie.